Buongiorno da Telecolor, vediamo insieme i fatti più importanti di questa edizione di Sicilia 24. Operazione antidroga a Catania contro il clan Mazzei, 10 le persone arrestate, 6 in carcere, 4 ai domiciliari, tra le accuse contestate anche il tentato omicidio. 2 sparatorie nella notte a Catania hanno lasciato a terra un ferito e tanti bossoli, da capire se tra i 2 episodi ci siano collegamenti. Afa e grande caldo in arrivo, Sicilia in preallerta anche per il rischio incendi e attenzione anche ai cosiddetti temporali di calore. Crisi idrica, si riaccende lo scontro sull'acqua dopo il vertice in regione. Sicilacque rivendita crediti e chiarisce i propri ruoli. Il sindaco di Agrigento Sodano chiede garanzie sulla distribuzione senza interruzioni. A Catania, povertà, lavoro precario e solitudine, il nuovo rapporto della Caritas fotografa un'emergenza sociale sempre più complessa. Immigrazione, le nuove procedure previste dal patto europeo rischiano di mettere in difficoltà le case e il personale del comune di Pozzallo. Appello del sindaco alle istituzioni regionali. Il calcio tira e molla senza fine per la panchina del Catania, Caserta, Longo e De Giorgio, i 3 nomi su cui si concentra l'attenzione del club del presidente Pelligra. Una buona giornata da Sicilia 24, droga, nuovo blitz contro il clan Mazzei a Catania dopo gli interrogatori preventivi compiuti a seguito dell'operazione dell'8 giugno che aveva portato a 20 ordinanze di custodia cautelare. 10 persone sono state raggiunte dal provvedimento della procura. Sono 6 le persone che vanno in carcere, 4 agli arresti domiciliari. Il servizio di Orazio Longo. Dopo gli interrogatori preventivi del 18 giugno scorso, la squadra mobile della Questura di Catania, coordinata dal Servizio Centrale Operativo e con il supporto degli uffici di Palermo e Reggio Calabria, ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 10 indagati, 6 in carcere e 4 ai domiciliari nell'ambito di un'inchiesta della DDA Etnea sul clan Mazzei. L'ipotesi accusatoria è quella della esistenza di un'organizzazione che trafficava droga con la conseguente cessione e o acquisto di sostanze stupefacenti. Come si vede dalle immagini, durante il blitz sono stati utilizzati cani antidroga e sono stati perquisiti diversi locali. Il provvedimento emesso dal GIP su richiesta della Procura, in prosecuzione di un precedente filone investigativo, si ricollega a quello eseguito lo scorso 8 giugno nei confronti di altri 20 indagati, destinatari di una misura cautelare per associazione mafiosa finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione di armi da guerra, armi comuni da sparo, armi clandestine e tentato omicidio con l'aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e omertà derivanti dall'esistenza sul territorio dell'organizzazione mafiosa Clan Detto dei Carcagnusi, storicamente affiliata a Cosa Nostra Catanese. L'indagine aveva preso il via nel dicembre del 2023. E restiamo a Catania, è stata un'altra notte di sparatorie, quella trascorsa, 2 gli episodi tra Piazza Risorgimento e Librino. In Piazza Risorgimento è stato gambizzato un giovane di 25 anni, mentre a Librino sono stati rinvenuti diversi bossoli. Lorena Dolci. L'hanno scovato intorno all'1 di notte in piazza Risorgimento a Catania. Qui gli hanno esploso contro diversi colpi di arma da fuoco, 12 bossoli trovati per terra. Obiettivo un 25enne che ha cercato di trovare scampo fuggendo fino alla via Curia, non si sa a bordo di quale mezzo, ma il comando l'ha inseguito sparando ancora almeno 3 colpi. Ferito al ginocchio destro, il ragazzo è stato operato all'ospedale Garibaldi Centro. Non è chiaro se volessero solo gambizzarlo, se l'intento era di eliminarlo. Secondo i carabinieri della compagnia di Piazza Dante, la vittima ha piccoli precedenti ma non risulta inserito in nessuna famiglia mafiosa. Alcune ore dopo una segnalazione alla sala operativa della Questura ha fatto scattare l'intervento delle volanti per l'esplosione in strada di diversi colpi di arma da fuoco, questa volta a Librino in viale Biagio Pecorino, una ventina i bossoli trovati per terra. In questo caso nessun obiettivo apparente, né saracinesche né persone. 2 episodi che si inseriscono in un quadro già particolarmente delicato. Solo pochi giorni fa una violenta sparatoria in piazza Montana, nel quartiere San Giovanni Galermo, aveva provocato il ferimento di 3 minorenni. Le indagini hanno portato all'arresto dei componenti del comando armato. L'agguato sarebbe maturato nell'ambito di una faida interna allo stesso clan.
Adesso vi diamo conto di un altro incidente sul lavoro. Un operaio di 26 anni è rimasto ferito dopo essere precipitato da un ponteggio mentre erano in corso dei lavori di ristrutturazione del tetto di un'aula dell'istituto scolastico Giovanni XXIII a Godrano. Siamo nel Palermitano, sono intervenuti i medici del 118 che con l'elisoccorso hanno poi trasportato l'uomo a Villa Sofia a Palermo. È ricoverato qui in questo ospedale con prognosi riservata, ma i medici ritengono che non sia in pericolo di vita. Sono in corso accertamenti anche per chiarire la dinamica dell'accaduto, ma verificare anche il rispetto delle misure di sicurezza del cantiere. E adesso ci occupiamo del grande caldo, dell'afa, delle ondate di calore. La Sicilia è in preallerta, caldo, afa e anche rischio incendi. E attenzione in queste ore ai cosiddetti temporali di calore. Il servizio è di Marco Gullà. Sarà un fine settimana di grande caldo. L'AFA avvolge la Sicilia e nelle prossime ore ci sarà un ulteriore rialzo delle temperature. A Palermo sono previste temperature percepite fino a 33 gradi, a Catania fino a 35, a Messina fino a 34 gradi. Valori che, pur stando sotto i livelli di massima allerta registrati in molte città del centro-nord, confermano una situazione di disagio termico destinata a pesare sulle attività quotidiane, sugli spostamenti, sul lavoro all'aperto e sulla tenuta delle persone più vulnerabili. Il caldo in Sicilia si intreccia anche con il rischio roghi. La Protezione Civile regionale indica la fase di preallerta per il rischio incendi in tutte le province. Ma attenzione però, perché a causa del caldo, soprattutto nelle aree interne, potrebbero generarsi violenti temporali. Nelle ore più calde del giorno bisognerà fare attenzione però al rischio di temporali, i classici temporali di calore che nasceranno nelle aree più interne dell'isola, soprattutto tra l'Etna, la parte sud dei Nebrodi, sugli Iblei, tra le aree interne del Palermitano, dell'Ennese, del Nisseno e anche la parte più settentrionale della provincia di Agrigento. Qualcosa arriverà anche nella parte più meridionale della provincia di Messina, temporali che saranno molto localizzati, ma lì dove colpiranno saranno anche intensi. Il Ministero della Salute, come di consueto, raccomanda di evitare l'esposizione nelle ore più calde, bere acqua con regolarità, limitare l'attività fisica all'aperto, proteggere bambini, anziani e persone fragili, non lasciare mai bambini o animali in auto e conservare correttamente farmaci e alimenti. E proprio in seguito a questa emergenza caldo, il presidente del Tribunale di Palermo ha disposto la sospensione delle udienze sino al 29 giugno. Si è determinata, si legge in una nota, una grave situazione di disagio per i magistrati, ma anche per il personale amministrativo, per gli avvocati, per gli ausiliari, gli utenti e anche per i detenuti che partecipano alle udienze penali e che operano nel Palazzo di Giustizia. E a proposito, restiamo sempre a Palermo, sempre per il caldo, l'amministrazione comunale rafforza gli interventi a sostegno delle persone senza dimora per fronteggiare le elevate temperature di questi giorni. E un'ordinanza per la tutela e il benessere degli amici a quattro zampe durante l'estate è stata disposta dal sindaco di Palazzolo Acreide nel Siracusano. Ha vietato di tenerli all'aperto durante le ore di punta. Chi tradisce e chi trasgredisce questa ordinanza rischia una multa fino a 1.500 euro. Francesco Aloi. Che se uno si prende un animale o un gatto o cagnolini, come se avesse dei figli, li deve accurare, non li abbandonare. C'è chi soffre il caldo, ma non solo tra le persone. Le alte temperature, che nei prossimi giorni dovrebbero salire ancora, danno fastidio anche agli amici a quattro zampe. Un cane che va accudito a 360 gradi, perché io ci tengo, viene accudito come se fosse la mia stessa persona. Soprattutto perché gli animali sono esseri che sono le uniche persone, a diversità delle persone che non tradiscono. Per questo a Palazzolo Acreide, nella zona montana del Siracusano, il sindaco ha emanato un'ordinanza proprio per loro. Gli animali bisogna accudirli, bisogna fare molte volte delle rinunce, oppure provvedere e non provvedere a come accudirli quando uno va in ferie e lasciarli vivere bene. Tutela e benessere degli animali non vanno messi in secondo piano. Quante volte vediamo cani rinchiusi nei balconi, per ore, se non giorni. Ho visto in passato, negli anni passati,
dei casi in cui dei cani venivano lasciati nei balconi, soprattutto nelle ore più calde. Questo non è possibile farlo e non sarà possibile farlo a Palazzo Crede. Vietato lasciare gli animali da compagnia sotto al sole, nelle ore centrali della giornata, quelle dove il caldo si avverte di più. E per chi viola l'ordinanza scatterà una sanzione fino a 1.500 euro. Nei casi più gravi, parliamo di maltrattamento, anche l'arresto. Il GUP di Catania, Pietro Antonio Currò, ha condannato a 8 anni di reclusione Valeria Razza, imputata per il tentato omicidio della vicina di casa Loreana Aiello, che è avvenuto il 20 luglio del 2025. Ha escluso alcune aggravanti contestate dall'accusa. La procura aveva chiesto 10 anni di reclusione. E un 25enne è stato denunciato dalla polizia, sempre a Catania, con l'accusa di atti persecutori nei confronti dell'ex fidanzata, una ventenne. Le indagini hanno fatto emergere un quadro di vessazioni già iniziate dopo la fine della relazione, con minacce anche di morte, in alcuni casi anche utilizzando una pistola. Adesso restiamo sempre a Catania perché si intensificano i controlli per la sicurezza stradale, con particolare attenzione ai conducenti dei mezzi a due ruote, spesso sprovvisti di casco. Questa mattina la Polizia Municipale di Catania e i Carabinieri sono stati impegnati in un servizio, e si riferiscono proprio a questo le immagini. In via Plebiscito è anche in corso Indipendenza, numerose le multe elevate per mancanza di contrassegno assicurativo e anche per violazione del codice della strada. Sono stati sequestrati anche 3 motocicli. Adesso parliamo di acqua. Continua il braccio di ferro tra l'assemblea dei sindaci e il gestore unico dell'acqua. Dopo il caso delle bollette pazze, adesso i sindaci chiedono di sciogliere il contratto con la SIE, che replica ennesimo atto ostruzionistico. Il servizio è di Lorena Dolci. Non solo bollette pazze. Fra le novità dietro l'ingresso del gestore unico integrato non ci sono solo le bollette esorbitanti per l'acqua recapitate ai cittadini dei 19 comuni passati alla gestione della SIE Servizi Idrici e Tennei. C'è una battaglia decennale per il controllo dell'acqua, un gigantesco braccio di ferro tra politica e privati, combattuto a suon di ricorsi, che ha di fatto paralizzato il passaggio dei comuni alla società mista pubblico-privata, che dal 2005 dovrebbe gestire in provincia di Catania tutta la filiera idrica, dalla fornitura alle fogne ai depuratori. In questo scenario si registra un nuovo colpo di scena. Il direttivo dell'ATI, l'Assemblea Territoriale Idrica, che raccoglie i sindaci dei 58 comuni della provincia, ha avanzato una mozione per sciogliere il contratto con il gestore unico, accusato di una serie di gravi inadempienze e di rischiare di far perdere una ventina di milioni di finanziamenti. Se il 30 giugno la mozione venisse approvata, avrebbe l'effetto di riavvolgere i nastri di partenza a 20 anni fa. Ma non tutti i sindaci sono d'accordo nell'azzerare la vecchia gara. Ci va cauto Marco Corsaro, primo cittadino di Mister Bianco, che deve valutare la situazione dal momento che il suo comune è già con il gestore unico. La SIE, dal conto suo, parla di atto ostruzionistico, pretestuoso e infondato e ricorda le 14 sentenze del Consiglio di Giustizia Amministrativa che gli hanno dato ragione. I sindaci, scrive SIE in una nota, sanno che se si perdono i 21 finanziamenti non è colpa del gestore unico, ma dell'ATI e delle sue irregolarità. E un altro scontro sull'acqua è in corso in provincia di Agrigento, nell'Agrigentino, dopo il vertice che si è tenuto ieri in regione. Siciliacque rivendica dei crediti e chiarisce anche i propri ruoli, mentre il sindaco di Agrigento Sodano chiede garanzie sulla distribuzione proprio dell'acqua senza interruzioni. Resta alta la tensione tra gli enti e dunque le istituzioni. Davide Sarto. Scontro ancora acceso sulla gestione dell'acqua in provincia di Agrigento dopo il vertice alla regione siciliana. Il nodo resta quello dei rapporti tra enti e della continuità del servizio. Siciliacque interviene con una lunga nota. La società parla di crediti per oltre 16 milioni di euro nei confronti del gestore d'ambito agrigentino e di ulteriori somme per la fornitura già effettuata ai comuni ex EAS. Richiamata anche una situazione finanziaria complessa che ha reso necessari interventi di capitale
fondamentale per garantire la stabilità del servizio. L'azienda precisa però che la distribuzione in provincia di Agrigento non rientra nelle proprie competenze e ribadisce la disponibilità al confronto con tutte le istituzioni. Il sindaco di Agrigento, Michele Sodano, al termine dell'incontro punta il dito e chiede certezze. Sull'acqua non si possono fare politiche finanziarie, non si può assetare un popolo, non si può ridurre la fornitura idrica nei confronti della provincia di Agrigento per qualsiasi voglia ragione finanziaria. Non esiste. Oggi questa decisione, questo tipo di avanzamento, di percorso è emerso chiaramente anche di fronte all'assessore Coliani, che ringrazio, c'era anche la presidentessa di AICA Danila Nobile. Su questo principio non si può in alcun modo derogare. Sicilia Acque deve dare l'acqua alla provincia di Agrigento per tutta l'estate. La tensione sull'acqua intanto resta alta. Adesso ci occupiamo di povertà perché c'è allarme nel nuovo report della Caritas, una fotografia che evidenzia come l'emergenza sociale sembra essere sempre più complessa. Povertà economica, disoccupazione, precarietà abitativa, solitudine. È la fotografia scattata dall'8° rapporto Povertà e risorse della Caritas diocesana di Catania, a Scuola di Speranza, una città che cambia. Nel 2025 l'Help Center ha seguito 4.484 persone, con oltre 15.000 interventi. Più della metà degli utenti è italiana, il 74% possiede un titolo di studio pari o inferiore alla licenza media. Una condizione che spesso rende più difficile trovare lavoro e uscire da situazioni di fragilità, dalla distribuzione di beni essenziali all'assistenza sanitaria, all'orientamento al lavoro, i servizi offerti dalla Caritas. Ogni giorno, inoltre, la mensa accoglie oltre 250 persone. Con l'arrivo delle alte temperature cresce anche l'attenzione verso chi vive in strada. Con l'unità di strada raggiungiamo tutti coloro che non vengono qui da noi perché magari non vogliono lasciare la loro postazione, e quindi forniamo pasti, bevande fresche, frutta, tutto quello che può essere utile per affrontare queste giornate di caldo. E inoltre abbiamo anche il servizio doccia per chi vuole, può venire a ristorarsi e farsi una doccia. 3 centri educativi sono attivi nei territori di San Giorgio, a Catania, Paternò e Mascalucia, con il coinvolgimento di volontari, insegnanti, parrocchie e realtà ecclesiali. Adesso parliamo di immigrazione. Le casse e il personale del comune di Pozzallo, per adeguarsi alle nuove procedure di screening che sono previste dal patto europeo sulle migrazioni e anche l'asilo, rischiano di andare in difficoltà. Il sindaco chiede un aiuto non solo all'ARS ma anche ai deputati regionali. Veronica Barbarino. Si preannuncia un mese di sfide organizzative per Pozzallo sul fronte dell'accoglienza dei migranti. Con l'entrata in vigore delle nuove procedure di screening previste dal Patto europeo sulle migrazioni e l'asilo, il comune dovrà affrontare nuovi e pesanti oneri. Le nuove norme europee prevedono infatti la presenza costante di un assistente sociale negli hotspot per garantire la tutela dei minori che arrivano sulle coste italiane. Una misura importante che però richiede personale specializzato e risorse adeguate. A rendere la situazione ancora più complessa è il fatto che Pozzallo è l'unico comune d'Italia con 2 hotspot e il servizio va garantito in entrambi. Il comune di Pozzallo ha nella sua pianta organica soltanto un assistente sociale, nemmeno a tempo pieno, e ce n'ha poi altre 3 in convenzione interinale. Tutto questo ci ha messo in grandissima difficoltà. Secondo l'obbligo dei comuni assicurare questo tipo di servizio, noi vogliamo continuare a farlo. Abbiamo bisogno del sostegno. Un contributo economico arriverà dal Ministero dell'Interno, ma risulta insufficiente a coprire i costi. Il sindaco quindi ha deciso di rivolgersi all'Assemblea regionale siciliana e a tutti i deputati regionali. Io spero che ci sia abbastanza sensibilità da parte del governo della regione, in cui c'è stata. Speriamo che ci sia abbastanza sensibilità da parte dei parlamentari dell'Assemblea regionale siciliana. Adesso ci fermiamo, c'è una breve sosta e poi torniamo subito dopo con le altre notizie del nostro telegiornale. Siamo di nuovo insieme, adesso una notizia dalle agenzie. Floriana Calcagno, insegnante, una delle amanti del defunto boss
Matteo Messina Denaro, rinviato a giudizio lo scorso 12 di febbraio dal gruppo di Palermo per favoreggiamento aggravato e anche procurata in osservanza di pena, sarà giudicata dal Tribunale di Marsala con il rito abbreviato condizionato alla testimonianza di una donna di Campobello di Mazara. E ora voltiamo decisamente pagina dal palco di Canale 5 a quello di Piazza della Pace. Pino Mineo torna a emozionare il pubblico della sua Favara con un concerto applauditissimo, grandi classici e anche un finale toccante con un inedito dedicato ai migranti. Davide Sarto. Reduce dal grande successo ottenuto a Io Canto Senior, condotto da Gerry Scotti su Canale 5, Pino Mineo è tornato ad esibirsi nella sua Favara, regalando al pubblico un concerto intenso e coinvolgente. L'artista favarese ha infiammato Piazza della Pace, gremita di spettatori nell'ambito dei festeggiamenti per la Madonna dell'Itria. Un ritorno a casa accolto da applausi e grande partecipazione. Mineo ha interpretato grandi successi di Zucchero, Fausto Leali, Joe Cocker e Riccardo Cocciante, confermando le qualità vocali che gli hanno regalato la ribalta televisiva nazionale. C'è chi ci unisce ancora stasera, mi manchi sai. Finale carico di emozione con un brano inedito intitolato Un mare di speranza, dedicato ai migranti che affrontano il viaggio della speranza verso la Sicilia, un messaggio intenso che ha toccato il cuore del pubblico. Siamo adesso alla pagina dell'economia, un investimento da 40 milioni di euro per restituire a Catania uno dei luoghi più conosciuti e significativi della sua storia commerciale, con importanti anche ricadute occupazionali. A San Giuseppe l'Arena rinasce la nuova arena. Sentiamo il servizio di Emanuela Corsi. Un legame indissolubile con la Sicilia per creare valore, generare occupazione e costruire il futuro senza consumare nuovo territorio. È la filosofia del Gruppo Arena, azienda siciliana leader della grande distribuzione nel Mezzogiorno, che negli ultimi anni ha avviato un importante percorso di trasformazione, caratterizzato da nuovi investimenti, innovazione logistica, efficientamento energetico e sviluppo di modelli commerciali sempre più vicini alle esigenze dei consumatori. A dimostrarlo è la nuova Arena di Catania, San Giuseppe l'Arena, un progetto di rigenerazione urbana, economica e ambientale che restituisce al capoluogo etneo uno dei luoghi più conosciuti e significativi della sua storia commerciale. Dal luogo in stato di abbandono, oggi quest'area torna a vivere grazie a un investimento da 40 milioni di euro. Un polo che con 20 attività e importanti ricadute sul piano occupazionale si basa sulla sostenibilità. Ciò che rende l'Arena un modello all'avanguardia a livello nazionale è la sua impronta ecologica. Il polo è totalmente autonomo dal punto di vista energetico. Un centro commerciale con circa 2,3 mega, 2,4 mega di impianto fotovoltaico che rende totalmente autonomo dal punto di vista energetico l'intero centro commerciale. Questo è un nuovo modo di fare imprenditoria? Questo è un nuovo modo, noi siamo molto attenti alla sostenibilità e per quanto riguarda la parte energetica è uno dei nostri must che stiamo portando avanti. Oltre all'impegno sull'energia pulita, il Gruppo Arena ha investito in importanti opere infrastrutturali a beneficio dell'intera area. Abbiamo abbattuto quel cavalcavia che era orrendo, non si capisce perché è nato, perché bastava fare una rotonda così come l'abbiamo realizzata noi. Abbiamo riqualificato tutta la via San Giuseppe l'Arena, abbiamo riqualificato la bretella che collega via San Giuseppe l'Arena con la strada che porta al porto di Catania. Abbiamo rifatto l'illuminazione di via San Giuseppe l'Arena, abbiamo riqualificato tutto il verde. All'interno dell'area, tanto verde, una pista ciclopedonale che collega il centro commerciale al boschetto della Playa. E Sicilia 24 Focus di oggi è dedicato agli occhi, cura e prevenzione delle principali patologie, con un ampio spazio dedicato anche alle vostre domande alla linea WhatsApp 342 745 5005. Ospite di Roberta Lunghi, il dottore Antonio Marino, direttore dell'unità operativa complessa di oculistica dell'ospedale Garibaldinesima di Catania. L'appuntamento a partire dalle 14.30, subito dopo il nostro telegiornale con Sicilia 24 Focus, che potrete seguire anche in streaming su siciliaweb.it. Ci fermiamo adesso e subito dopo ci ritroviamo con lo sport.
Siamo alla pagina sportiva, al calcio, alla Coppa Italia. Il 17 agosto alle 21:15 allo stadio Renzo Barbera, esordio stagionale del Palermo. I rosanero giocheranno i 32esimi di finale proprio di Coppa Italia con il Lecce. La partita, che era inizialmente prevista allo stadio Via del Mare, si giocherà invece in Sicilia per via dei lavori in corso proprio allo stadio di Lecce. E adesso la vicenda che riguarda la panchina del Catania per la prossima stagione. Caserta e Longo sono in ballottaggio, ma si registra anche il ritorno di fiamma per De Giorgio. C'è attesa per la scelta che farà il club del presidente Pelligra. Sergio Colosi. Il Catania sceglie di non decidere e attende i prossimi eventi. La telenovela rossazzurra è comunque vicina al suo epilogo. Tra Fabio Caserta ed Emilio Longo spunta un altro ritorno di fiamma per Pietro De Giorgio, cercato dal Catania e poi dall'Empoli, prima di essere ad un passo dalla Juve Stabia, dove nelle ultime ore è diventata forte la candidatura di Roberto Stellone, altro nome accostato alla società etnea. La dirigenza sta alla finestra, seguendo con interesse le prossime mosse che riguarderanno la Serie B. Contatti, videocall, telefonate e incontri caratterizzano le giornate intense vissute dal club, che a breve ufficializzerà Fortunato Varrà nel ruolo di direttore sportivo. Varrà ha già lavorato sia con Caserta che con De Giorgio. La scelta del tecnico è il punto di partenza del nuovo progetto, che prevede l'obiettivo della promozione attraverso investimenti mirati, giovani di qualità e la conferma dei calciatori più forti e legati alla maglia, per costruire uno spogliatoio vincente. Anche per questo motivo il Catania segue con attenzione il mercato degli allenatori, concentrato sulla decisione finale. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, che torna stasera alle 19, fra poco. Con voi Roberta Lunghi e Sicilia 24 Focus. Oggi ci occupiamo della salute dei nostri occhi. L'augurio a tutti voi di una buona giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.